già detto, sì. No, no, ho già detto. 3, 2, 1. Brutte notizie oggi da Ciambetti, come reagirà l'ANCI? Ma reagirà molto male, nel senso che noi avevamo la speranza, tra l'altro fondata, insomma, che si potessero riaprire i termini. Questo non è possibile, ci è stato risposto dalla Regione e quindi prendiamo atto e la decisione che ha assunto il direttivo è quella di impugnare gli atti perché noi non concordiamo sulla decisione di non riaprire i termini. È evidente che su questa partita bisognava avere un rapporto molto più stretto tra Regione e ANCI, in particolare con l'associazione non è stato affrontato per tempo il tema, ovviamente molto prima del 15 di settembre, perché i criteri li abbiamo decisi sì insieme, però a metà ottobre, oltre metà ottobre, quindi credo che da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di instaurare un rapporto su questi temi legati in particolare al patto di stabilità, visto che è un beneficio di cui possono usufruire i tanti comuni del Veneto che sono in grande sofferenza sul piano economico-finanziario e soprattutto non riescono a pagare fatture di lavori o forniture già effettuate e non possono investire soldi che hanno in cassa in opere pubbliche. È evidente che il ruolo della Regione in questo senso nei confronti dell'ANCI è di un rapporto di pari dignità dal punto di vista delle decisioni e quindi anche l'assunzione di responsabilità di coinvolgimento. È stato un discorso molto franco, l'assessore ha dato disponibilità ovviamente di vedere per il prossimo anno tutte le cose per tempo, però quest'anno è andata abbastanza male. Lo possiamo definire questo un incidente di percorso? Però insomma il danno a tante amministrazioni è rilevante. Perfetto, grazie.